Assessore Santoro, oggi una convenzione sottoscritta con gli istituti di credito proprio per permettere ai cittadini di avere un numero importante di sportelli sul territorio dove presentare le domande di contributo per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili. Sì, la ristrutturazione e l'acquisto della prima casa, che è il regolamento della legge 1 del 2016, che fino ad oggi poteva essere presentato solo agli uffici regionali e dal 1° marzo può essere presentato presso le banche convenzionate, che sono le banche del sistema del BCC, la banca di Cividale e la Friuladria. Circa 370 sportelli nella nostra regione che rendono più vicino al cittadino un servizio importante come quello appunto della richiesta di contribuzione. È un momento importante proprio perché le banche del territorio hanno siglato un accordo che sarà a servizio del territorio per un canale contributivo, quello della prima casa, sia ristrutturazione che acquisto con ristrutturazione, che interessa molti dei nostri cittadini. Lei ha fatto anche una proposta oggi agli istituti di credito magari di allargare questo servizio. Sì, credo che insieme possiamo lavorare in modo molto proficuo per approfondire quel tema che sempre nella legge regionale è enunciato e che adesso appunto vede gli uffici impegnati per il regolamento, che è il tema delle garanzie bancarie. Nel senso che in un mondo che vede il precariato come una modalità lavorativa sempre più presente, è necessario individuare quali siano le garanzie, quindi sostanzialmente come la Regione può dare fiducia ai propri cittadini perché questi possano accedere al credito. Abbiamo trovato degli interlocutori molto attenti e nelle prossime settimane ci troveremo già ad approfondire questo tema.